L'occasione è quella di raccontare in qualche modo la riapertura dei chiostri e di alcuni luoghi del Museo Polironiano, con presenze che abbiamo curato appunto in qualche modo attraverso la nostra cooperativa Zero Bit. Abbiamo cercato di ricreare quelle figure che in qualche modo hanno popolato questi luoghi partendo in qualche modo dagli albori, per cui pensando alla Fondazione Matildica abbiamo cercato di vedere alcuni spunti, trovare alcuni spunti che potessero in qualche modo raccontare attraverso le figure umane questi luoghi. Povere donne come mia madre, come mia madre. Lei, così semplice, lottatrice contro le avversità, sempre pronta a difendere la grazia del dialetto nativo in famiglia. Lei che per amore materno mi ha seguito dappertutto, da Pisa a Parigi, e poi a Bologna, e poi a Roma, ora. Siamo partiti dall'operaia che lavorava al bottonificio per passare dal carrettiere che fa di tutto per riuscire a riattaccare una maledizione che si è staccata dal proprio carro, figure più importanti come Ferri, lo statista, figure più popolari come la cameriera della festa dell'unità degli anni '80 e l'episodio storico degli ambasciatori in visita a San Benedetto che abbiamo rievocato in maniera scanzonata e grottesca, fingendo che oltre alle relazioni diplomatiche avessero portato anche la viaria, e quindi in qualche modo per sopperire a questa mancanza hanno creato una vaccinazione collettiva contro la viaria. Incendi, incesti, impiccagioni, stupri e pestilenze. Ecco, noi da queste parti non si è visto niente e niente. Cosa può sapere del mondo una povera suora? Cosa può sapere del mondo una... Il percorso, come ha detto giustamente Roberto, si articola in 3 passaggi. Il primo, che è quello di ingresso al chiostro dei secolari, vede la figura di Suor Teodora che presenta Matilde, la dimora è di Matilde, in pratica la dimora del monastero è nelle mani di Matilde in questo primo passaggio. Poi si passa nel chiostro di San Simeone, che abbiamo gestito sul silenzio e i suoni, abbiamo creato una sonorizzazione riprendendo le idee di spazialità del suono e anche un frammento di un canto popolare ebraico, il Kaddish, una preghiera, visto il luogo di spiritualità. E poi termina il tutto in queste bellissime cantine, nel cantinone dell'ex infermeria, dove i monaci raccoglievano le loro granaglie, e adesso ospita la sezione dei carri del museo. Tra i carri, appunto, tutti i personaggi che ha detto Roberto. Come al te che si da stacca al tocco, mamma cara. Oh, io di solito uso quella là a 2 ruote, è più agevole, attacca la messo in marina, lei la va, un po' di ghiaia, un po' di sabbia di po', trasporti semplici, cose insomma che si fanno agevolmente. Beh, la mia sottomarina mi conosce talmente bene che quando arrivo davanti all'osteria si ferma.